confessato alle autorità macedoni la 28enne fermata assieme a due complici con l'accusa di aver ucciso mamma, papà e la sorellina. Shock a Gaierina e Francenigo, dove lavoravano il papà e l'assassina. Giallo sul movente del massacro. Paura Mestre, 90enne scippata in strada, scaramentata a terra. L'anziana batte la testa, è grave, in ospedale. Tra poco gli aggiornamenti in diretta. A volto coperto, con pistola in pugno per minacciare il titolare del bar e rapinarlo di 1.000 euro. Le immagini della rapina avvenuta in un locale di Resana, nel Trevigiano. Caccia al bandito. Infortunio nel padovano, 27enne operaio veneziano tocca i cavi elettrici, rimane folgorato. Il giovane è vivo per miracolo. Non solo Venezia, anche Treviso ha i suoi caffoni. Sabato notte 3 ragazzi ubriachi in zona Buranelli, uno si è tuffato nudo nel Cagnani. Il sindaco Conte, tolleranza zero contro questi episodi. A 24 ore dal pronunciamento del riesame sul sequestro di 49 milioni di euro la Lega, il segretario D'Arè cerca di tranquillizzare i militanti, non cambia nulla, andiamo avanti. Abiti succinti, la singolare crociata del parroco contro gli abiti troppo succinti delle spose in chiesa, un'offerta come tassa in proporzione alla scollatura. Buongiorno e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questa è la nostra prima edizione, tutti gli aggiornamenti delle ultime ore. Come avete sentito, ha confessato alle autorità macedoni la 28enne fermata assieme a due complici e sono suoi parenti, con l'accusa di aver ucciso mamma, papà e la sorellina. Ed è shock a Gaierina nel Trevigiano e a Francenigo, dove lavoravano il papà e l'assassina. Giallo ancora in queste ore sul movente il perché di questo omicidio. Uccidere mamma e papà e poi anche la piccola Rina, 14 anni, come un automa, un robot. La pistola che spara senza pietà contro le persone che in teoria dovresti amare di più. In cella forse ora Blerta Pocesta sta ripensando a questo. Lei, la figlia maggiore, l'incredibile responsabile della strage in Macedonia. Papà, mamma e la sorellina, uccisi apparentemente senza un perché. Nelle ultime ore la ragazza, impiegata in una ditta di Francenigo, ha confessato. Ha fatto trovare agli inquirenti anche la pistola usata per la fredda esecuzione. I suoi complici? Solo meri fiancheggiatori, appoggio logistico, la pistola da usare. Ma il killer sarebbe stato proprio lei. Non ci sono più dubbi, la 28enne è incastata da foto, tabulati telefonici, una raffica di indizi, il DNA. A Gaierine, nella ditta Corazza dove Amit, 55 anni, lavorava, nei giorni successivi alla tragedia i colleghi avevano pensato addirittura a una colletta per le due figlie superstiti, anche per lei, per la 28enne rivelatasi un'assassina. Lo shock è forte, così come lo è nella ditta di Francenigo dove Blerta lavorava. Non ci credono, non ci possono credere, eppure le tessere del puzzle hanno combaciato. Resta però un interrogativo pesante come un macigno, perché? Non c'erano apparentemente problemi di soldi, si vocifera di un amore di Blerta, una relazione con una persona che però papà disapprovava. Può bastare per uccidere? Tutti hanno sempre parlato di un rapporto che sembrava affiatato tra la 28enne e i suoi familiari. Sembrava, mentre qualcosa in Blerta si era rotto, spingendola a trovare una pistola, due complici e mettere in atto il suo piano, contro mamma, papà e la piccola Lina. E poi avete sentito la 90enne in fin di vita dopo uno scippo violentissimo, è caduta a terra, è successo a Mestre, ci aggiorna in diretta Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Mestre, la 90enne ridotta in fin di vita da uno scippatore è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale All'Angelo per un grave trauma cranico in prognosi riservata. A preoccupare sono anche le costole fratturate, ma finora gli accertamenti eseguiti avrebbero escluso delle lesioni agli organi interni. L'anziana è stata sorpresa alle spalle sabato nel tardo pomeriggio mentre camminava in via Puccini a Mestre, nei pressi della nuova rotatoria che da pochi giorni ha sostituito il semaforo all'incrocio tra via Milanese Circonvallazione, via Piave e via Carducci. Lo scippatore l'ha strattonata violentemente facendole perdere l'equilibrio e facendola cadere a terra dove ha battuto il capo in maniera piuttosto violenta. Dopodiché sono giunti sul posto i sanitari del 118. Una volta in ospedale, con il passare delle ore, il quadro clinico dell'anziana si è via via stabilizzato, facendo ben sperare anche in un possibile recupero. L'episodio su cui sta indagando la polizia ricalca nelle modalità e anche nella brutalità del gesto quello che è stato registrato appena 48 ore prima, ovvero giovedì sera in via Gabrielli alla Gazzera.
Vittima di turno del rapinatore solitario, questa volta una disabile che è stata scaraventata a terra proprio all'ingresso del suo garage dopo che aveva riposto il triciclo elettrico. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, ulteriori aggiornamenti alle 19 del telegiornale di Venezia Mestre. Dunque poi ieri sera praticamente in diretta vi abbiamo mostrato quelle immagini dell'assalto al bar Cacao di Resana, immagini appena giunte in redazione. Ovviamente da oggi l'indagine a tutto campo da parte dei carabinieri di Castelfranco per individuare gli autori di questo assalto, di questa rapina fruttata 1.000 euro. Caccia aperta da parte dei carabinieri di Castelfranco e gli autori della rapina a mano armata dell'altra notte a Resana. Preso di mira il bar Cacao lungo la Castellana, gestito da una famiglia cinese. Tutto si è svolto poco prima della mezzanotte tra domenica e lunedì, quando il titolare accenna ad abbassare la serranda, come si vede dalle telecamere di videosorveglianza, e irrompono due malviventi con volto coperto da un passamontagna. Uno di loro mette una pistola alla testa del titolare per poi dirigersi verso la cassa. Il complice mette i soldi in un cassetto per un bottino quantificato in oltre 1.000 euro. Un'azione fulminea per i due che dopo aver fatto il possibile poco dopo scompaiono nella notte. Dalle testimonianze pare che poco distante ci fosse un complice al volante di una Fiat Punto grigia. La banda, una volta in macchina, sarebbe partita a gran velocità in direzione statale del Santo, presumibilmente verso Padova. Indicazioni che sarebbero al vaglio degli investigatori, che starebbero visionando le altre telecamere presenti in zona. Ancora sconvolto il titolare, signor Liu. In tanti anni non mi era mai capitata un'avventura simile, meno che mai affrontare dei rapinatori pressoché muti con una pistola alla tempia. Dopo un'estate di pazzie, un 23enne romeno è stato accompagnato dalla polizia al CIE di Torino per essere espulso. Ha appena 23 anni, ma già ha compiuto una lunga serie di reati. Un'estate movimentata per un cittadino romeno, protagonista di pestaggi, vandalismo e resistenza a pubblico ufficiale. Una serie di reati che gli sono costati lo scorso 21 luglio un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, provvedimento che è stato prontamente disatteso. Gli agenti delle volanti si sono quindi messi sulle sue tracce per settimane, fino a individuarlo lunedì scorso davanti alla Basilica del Santo. Visti i poliziotti, l'uomo ha dato in escandescenza, aggredendoli violentemente con calci, morsi e pugni e rendendo necessario l'intervento di altre 2 pattuglie. Una volta bloccato è stato denunciato e quindi accompagnato al CIE di Torino in attesa dell'espulsione. Infortunio sul lavoro nella Bassa Padovana, un operaio è rimasto ferito dopo il contatto con alcuni cavi elettrici. Candiana, infortunio sul lavoro che poteva finire in tragedia con un operaio rimasto folgorato dopo essere entrato in contatto con i cavi elettrici di una tensostruttura. Il 27enne, residente a Porto Gruaro, nel veneziano, stava smontando la struttura, operazione probabilmente ripetuta in passato centinaia di volte, quando improvvisamente, maneggiando alcuni cavi elettrici, è stato colpito da una forte scossa ed è caduto a terra. Immediati soccorsi da parte di altri operai presenti, quindi l'intervento del 118 e il trasporto all'ospedale di Padova, dove è stato ricoverato con numerosi ustioni, ma non sembra in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri e gli ispettori dello Spisal per ricostruire l'accaduto e verificare le condizioni di sicurezza. Un tragico incidente all'alba di oggi alle 4:45 sulla linea ferroviaria Treviso-Porto Gruaro, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria di San Biagio di Callalta. Un 55enne residente a Villorba è fuggito da una comunità nel pomeriggio di lunedì, è stato travolto e ucciso da un treno merci in transito dalla Marca in direzione del Veneto orientale. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, stava camminando a pochi passi dai binari, il macchinista non si sarebbe reso conto della sua presenza e non ha potuto far nulla per evitare la tragedia. Sul posto è intervenuta per gli accertamenti del caso la Polizia Ferroviaria di Venezia e il suo M118 con gli infermieri che hanno constatato il decesso del 55enne. Non ancora del tutto chiara la dinamica dell'episodio e non si esclude per ora l'ipotesi del suicidio. Un nuovo episodio di degrado in città, adesso a Treviso. I cafoni si spostano lì dopo un'estate veneziana di fatto. L'altra notte 3 ragazzi ubriachi si sono fermati sotto il sottoportico dei Buranelli, a un certo punto uno si è tuffato nel Cagnan. Questo video però è finito sul telefonino del sindaco. Notte tra sabato e domenica. Sono passate da poco le 3 quando dei giovani decisamente ubriachi imboccano chiassose sotto portico dei Buranelli, uno dei simboli di Treviso.
Poco dopo, all'altezza del ponticello di ferro, uno di loro pensa bene di levarsi tutti i vestiti e completamente nudo si tuffa nel Cagnan, tra le risa e il chiasso dei compagni. Un bagno di qualche minuto, probabilmente sufficiente a far un po' rissalire il protagonista, che risale e comunque rimane per oltre 10 minuti in versione da mitica nel sottoportico, scherzando con gli spettatori dell'insolito bagno. Una bravata messa in atto in una zona dove le telecamere del comune non arrivano, con la convinzione forse di farla franca. Ma non sanno che quel chiasso ha svegliato uno dei residenti, che non ci pensa un attimo e immortala lo spettacolo col telefonino per poi spedire tutto al sindaco. È un video che la coscienza civica dei cittadini mi hanno fatto arrivare grazie ai social network. Mi è stata appunto segnalata la presenza di questi ragazzi presumibilmente ubriachi che facevano il bagno nudi all'interno nei canali e nei buranelli. Un atteggiamento che non abbiamo alcuna intenzione di tollerare. Adesso con la polizia municipale controlleremo tutte le videocamere di sorveglianza per cercare di rintracciare questi ragazzi e sanzionarli, perché a Treviso questi atteggiamenti non sono assolutamente tollerati. Dopo Venezia, con i tuffi dai ponti, arriva anche a Treviso questa moda scellerata, con il pericolo che per lo shock termico, considerando che il Cagnan come il Sile è fiume di risorgiva e quindi a temperatura d'acqua costante, dalla bravata in pochi attimi si passi alla tragedia. Un gesto che il sindaco non esita a definire di sfregio alla città. Sono atteggiamenti che mancano di rispetto alla collettività e alla città stessa, quindi non abbiamo alcuna intenzione di abbassare la guardia e di lasciar passare questo episodio come una goliardata. L'altro dato che emerge dalla vicenda è l'attenzione dei cittadini con l'arma formidabile dei telefonini. Credo che oggi i cittadini abbiano un ruolo importante a supporto delle forze dell'ordine. Video come questi sono d'aiuto per le forze dell'ordine per poter arginare questi fenomeni. Quindi io invito sempre i cittadini con coscienza a comunicare, ad avvisare il sindaco piuttosto che i loro rappresentanti in municipio, piuttosto che direttamente le forze dell'ordine quando ci sono degli episodi che secondo loro non sono corretti. Questo credo che sia una rete molto importante che possa portare maggiore sicurezza per tutti noi. Oltre 100.000 euro di sanzioni per violazione al codice della strada e la decurtazione di 450 punti della patente, l'impressionante bilancio dei controlli della Polizia Stradale di Treviso nell'ultimo fine settimana, con 65 pattuglie e 140 agenti impiegati anche attorno alla zona dell'Home Festival. 21 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, il tasso alcolico più alto rilevato è stato di 2,50, ovvero 5 volte il consentito. E ora la politica, avete visto, ne abbiamo commentati in diretta ieri sera, di fatto i nuovi sondaggi SVG che danno la Lega saldamente primo partito in Italia al 32%, eppure mancano poche ore alla sentenza sui 49 milioni di euro. Sentiamo il segretario nazionale, cioè del Veneto, D'Arè. Mercoledì prossimo potrebbe essere l'ultimo giorno della Lega Nord. Il Tribunale del riesame è chiamato a pronunciarsi in merito ai 49 milioni di euro dei rimborsi elettorali che su sentenza della Cassazione il Carroccio deve restituire. Una sentenza che potrebbe portare il partito all'estinzione. La conferma è arrivata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, che ha sottolineato come la requisizione degli introiti futuri del partito sarebbe una mazzata insopportabile. Fino ad oggi il partito ha restituito circa 1,5 milioni di euro e se la giustizia decidesse di bloccare i fondi fino al saldo del debito mancherebbe l'ossigeno necessario per garantire la sopravvivenza del partito. Un cambiamento che non sembra però impensierire gran parte del popolo leghista, meno che mai quello della Liga Veneta. Intanto aspettiamo la sentenza di Genova, dopodiché abbiamo le rassicurazioni che Matteo Salvini ha detto la Lega non cambia nome, probabilmente cambierà solo codice fiscale. Noi rimaniamo il primo partito del centrodestra, continueremo ad esserlo e andiamo avanti. E per chi nel possibile cambiamento di nome vede anche la possibilità di accorpare gli altri componenti del centrodestra italiano, Fratelli d'Italia e Forza Italia, il segretario Veneto risponde. La Lega è già il movimento di traino del centrodestra e anzi penso che è bene che la Lega rimanga da sola, anche perché Forza Italia, Fratelli d'Italia sono compagini che possono andare a pescare su quell'elettorato magari più o meno moderato che magari non si riconosce nella linea dura di Matteo Salvini, ma l'importante è essere nel centrodestra, cambiare le cose, cambiare le regole del gioco. Hanno detto che l'immigrazione non si poteva fermare, Matteo Salvini l'ha fermata. Ora il caso vaccinazioni, tra poco aggiornamenti invece sul West Nile, un centinaio di bimbi a rischio di esclusione nella Marca trevigiana perché non vaccinato. Alla vigilia del nuovo anno scolastico la Federazione Scuole Materne fa il punto sulla situazione e anche sulle risicate risorse a disposizione.
chi si è vaccinato o chi non può vaccinarsi in modo certificato eccetera frequenta la nostra scuola, chi decide di non vaccinarsi non può frequentare le nostre scuole. Ci dispiace perché è una perdita dal punto di vista formativo e educativo a cui noi teniamo, però dobbiamo applicare. Il presidente FISM Treviso, alla vigilia della riapertura delle scuole, ribadisce la posizione della sua federazione che, sottolinea Contessotto, in tema di vaccini dovrà rispettare quello che la legge prevede. I bambini non vaccinati dunque non potranno essere accettati, anche se, spiega poi Contessotto, l'USL2 ha tutta l'intenzione di evitare che questo possa accadere. Farà un altro giro di convocazione di genitori per colloqui personali per avvicinarli personalmente. Il primo giro ha portato a un 2% di genitori non Vax che hanno deciso di vaccinare i propri figli. Ma oltre che con i grattacapi provocati dalla questione vaccini, i responsabili delle scuole dell'infanzia si trovano a dover fare i conti anche con le risorse a disposizione. Le entrate sono purtroppo sempre le stesse, intanto incerte, dopo poche, e quindi diventa un problema. E nemmeno i contributi statali, regionali e comunali sono sempre sufficienti. Messi insieme non ci permettono di respirare tranquillamente, per cui alla fine che cosa succede? Che dobbiamo pesare sulla retta delle famiglie e questo ci dispiace perché impedisce una vera scelta educativa da parte delle famiglie. L'appello dunque alla politica nazionale, ma soprattutto regionale. Se dalle parole passiamo ai fatti, magari in maniera inversa di come è accaduto finora, io sarei contento. Nelle scorse ore vi abbiamo detto di questo ulteriore decesso sospetto nel Rodigino di un'anziana e appunto ci saranno ulteriori accertamenti per capire se si tratti o meno di West Nile. Intanto arriva una dichiarazione dell'assessore regionale alla sanità Coletto: cavalcare le disgrazie è il peggior modo di fare politica, purtroppo alcuni sanno fare solo questo, stavolta Bartelle ha passato il segno commettendo vistosi errori anche sul piano tecnico e istituzionale, a cominciare dall'ignoranza sul fatto che l'ECDC ha certificato che nella stagione in corso in tutta Europa la West Nile, in maniera del tutto anomala a causa dell'eccezionalità del clima, è aumentata del 300% e che quindi eccezionale è l'intera situazione continentale. Così appunto l'assessore Coletto risponde al consigliere regionale Patrizia Bartelle, che ne ha chiesto le dimissioni in reazione alle presunte mancanze della regione nell'ambito della vicenda del virus del Nilo. Ora torniamo alla vicenda invece del Ponte Morandi, a quelle dichiarazioni shock dell'ingegnere padovano Enzo Siviero, che conferma quanto detto ai nostri microfoni anche ieri a 20:10, e poi non sostiene la nazionalizzazione delle autostrade, andrebbe peggio, dice, e contesta il progetto presentato da Renzo Piano per un nuovo ponte. Modalità di crollo sembrano compatibili con un cedimento della parte inferiore. Allora a questo punto uno dice: ma come mai cede di sotto? Quello è il ponte più monitorato che abbiamo in Italia, il più famoso del mondo, non c'è ponte più controllato di quello, quindi uno si domanda come mai. E poi aggiungo una cosa sulla quale riflettevo in questi giorni: è crollato e c'erano una trentina di macchine. Per un ponte come quello è niente, il che significa sostanzialmente che è crollato sotto peso proprio. Sì, c'erano un paio di camion, ma non sono significativi nell'insieme, quindi anche questo vuol dire che c'era un deficit, se è causa naturale, un deficit che è sfuggito a tutti. E questo mi fa pensare, perché tanti tecnici si sono occupati di quel ponte. Non si può pensare che adesso, perché è crollato il Morandi, tutti i ponti siano a rischio. Anche perché, al di là di ogni considerazione, sono abbastanza controllati in Italia. Dice. Io sì, ne sono convinto, un pochino me ne sono occupato. 20:10 torna poi questa sera con Andrea Zanoni e Alberto Villanova, due consiglieri regionali. Ci fermiamo per qualche istante, tra poco con altre novità.
Torniamo in diretta alla nostra prima edizione, l'informazione di Antena 3, oggi alle 16 nel Duomo di Oderzo, i funerali di Tiziana Prevedello, la moglie di Giuseppe Stefanel, morta la notte tra venerdì e sabato a 64 anni dopo una lunga malattia. Numerosi messaggi di cordoglio giunti in questi giorni alla famiglia, dalla regione, un'industria, dal comune di Oderzo. Tiziana Prevedello, architetto, era stata una delle anime della fondazione Oderzo Cultura. Cambiamo adesso argomento perché ha colpito tantissimo questa crociata, definiamola così, di un sacerdote nella zona di Mira. Siccome ai matrimoni ci sono spose spesso un po' troppo scollate, lui si è inventato una tassa. Ci aggiorna in diretta Anna Maria Parisi. Anna Maria. Sì, buongiorno da Mira, dove il parroco della comunità Don Cristiano Bobbo sta facendo parlare di sé a livello nazionale e si crede non soltanto, perché il parroco ha detto basta con le spose troppo scollate all'altare. Così il parroco, appunto Don Cristiano Bobbo, ha deciso di intraprendere questa personale battaglia, chiamiamola così, contro le spose in abiti troppo succinti. Come? Ha deciso di prendere carta e penna e ha scritto ai suoi parrocchiani, quindi nel giornalino della parrocchia ha detto che introdurrà una sorta di tassa sulla sposa nei confronti di chi? Nei confronti delle spose che si presentano svestite, quindi più si presentano svestite e più pagano, in sintesi. Un'iniziativa questa che si trova nelle notiziarie della parrocchia, come già detto, con il prete che si è dichiarato stufo di celebrare e stanco di celebrare le nozze con le spose che mostrano, diciamo così, il loro balconcino. E quindi, fatte le debite proporzioni, si legge nella riflessione di Don Cristiano, dice che potrebbero adottare anche i sacerdoti delle tasse nei confronti delle spose, ma più che di tasse si parla anche di un'offerta da riscuotere in proporzione alla decenza dell'abito della sposa, che molto spesso si presenta, dice lui, sguaiato e volgare, cioè inadatto alla circostanza. Quindi spose, attenzione, se volete andare a Mira, chi più si presenta svestita più paga. E da Mira è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Anna Maria, adesso le informazioni per quanto riguarda le nostre trasmissioni. Tra poco con Nicola Zanetti c'è ore 13, si parlerà di tumore alla laringe, consigli, prevenzione, e con in studio il dottor Giuseppe Rizzotto, primario di otorino-laringoiatria Vittorio Veneto, e il dottor Andy Bertolin, dirigente medico di otorino-laringoiatria Vittorio Veneto. Questa sera, come già anticipato, torna 20:10, il nostro approfondimento dopo i telegiornali, in studio i due consiglieri regionali, Alberto Villanova della Lega Nord e Andrea Zanoni del Partito Democratico. Si parlerà tra le altre cose della leva obbligatoria, tema di cui si sta discutendo proprio in questi minuti in Consiglio regionale. È tutto, adesso le previsioni meteo per le prossime ore, poi ci rivediamo a partire dalle 18:30. Buona giornata. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento, bel tempo prevalente sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, specie al mattino. Infatti sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno, al massimo poco nuvoloso, salvo per isolati acquazzoni sui monti al pomeriggio. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra 23 e 28 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli, Venezia e Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole ovunque, tuttavia non si escludono degli occasionali temporali al pomeriggio sui settori alpini, in locale estensione anche alle pianure limitrofe, cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 23 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige.
Non cambia di molto la previsione, bel tempo anche sulla nostra regione. Sarà infatti ampiamente soleggiato su tutti i settori, salvo per qualche piovasco al pomeriggio, possibile un po' ovunque. Temperature minime sui 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 28 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.